13ª giornata del campionato di eccellenza, ci troviamo al regionale di Giarre per raccontarvi della sfida tra Giarre e Ionica. Entrambe le squadre sono uscite sconfitte dall'ultimo turno di campionato, rispettivamente la formazione di Mister Coppa ha trovato una sconfitta al Marco Salmeri contro il Milazzo, dall'altra parte invece la Ionica è caduta tra le mura amiche contro il Camaro. Subito dentro i nuovi acquisti per Mister Moschella, tra gli altri Martinez, Dadone e Cardia. Maglia giallo-blu per quanto riguarda il Giarre, tenuta bianca invece per quanto riguarda la Ionica. La prima offensiva è proprio della Ionica, conclusione dalla distanza da parte di Monaco, pallone di poco al lato, dall'altra parte il Giarre bussa alla porta di Vittorio, pallone anche in questo caso sul fondo, ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi, pallone dalla sinistra, ma Aleo non riesce a trovare l'assist vincente. Il Giarre ci riprova, conclusione dalla distanza, pallone ribattuto, Loria difende sul portiere, bravo Vittorio in uscita alta a mettere il pallone tra le sue braccia. Ferraro lancia in avanti un compagno, l'uscita da parte del portiere Colonna, ancora Giarre a rendersi pericoloso, qui il pallone dentro l'area di rigore. Anche in questo caso però non si riesce a trovare il gol che potrebbe sbloccare l'ostilità. Finisce un primo tempo avaro di emozioni e noioso per certi versi al regionale, è 0-0 tra Giarre e Ionica. Tra primo e secondo tempo Mister Moschella fa uscire Mamone, al suo posto Giannetto. La prima offensiva però sarà ancora del Giarre, che in questa seconda frazione parte forte, cross dalla sinistra, il colpo di testa da parte di Aleo che non riesce però a trovare la via della rete. La Ionica si riversa in avanti, conclusione dalla distanza, pallone di un soffio al lato, riesce a trovare il gol la formazione di Mister Moschella. All'altra parte la conclusione deviata da parte di Nicolosi. La Ionica qui con Monaco che cerca spazio, ancora Monaco, fa col destro Monaco, traversa della Ionica che cerca il colpaccio al regionale, che botta dalla distanza per Ciccio Monaco. Colonna non avrebbe voluto nulla, il pallone però si è infranto sul legno, qui invece arriva l'espulsione per quanto riguarda Martinez. Il neo arrivato per doppia munizione lascia il campo e lascia in 10 i suoi. Ionica ancora in avanti, calcio di punizione affidato al destro di Cambria, pallone dentro, deviazione in area di rigore, prova Ferraro, manda il pallone però alto sopra la traversa, cambio nelle fila della Ionica, cerca di cambiare qualcosa Mister Moschella, ancora Ferraro in area di rigore, prova a girare il classe 2000, Colonna fa buona guardia. Ultimi assalti per i padroni di casa, ma finirà di lì a poco la partita. Fischia 3 volte, testa idica Dani e manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi tra Giarre e Ionica. E 0-0 si dividono i 3 punti in pari le formazioni di Mister Coppa e Mister Moschella. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto, Antonio Caroe che vi rimanda come sempre alla prossima.